Ma il piano sociosanitario è qualcosa che manca nel Veneto da ormai un paio di decine d'anni. È uno strumento essenziale per adeguare la nostra sanità ai bisogni dei cittadini. Migliorando l'organizzazione, miglioriamo i servizi e impegniamo meglio i soldi che abbiamo a disposizione. Per questo è la grande sfida del futuro, perché una società si misura proprio dall'attenzione che pone verso chi si trova in una situazione di bisogno, specialmente per quanto riguarda la salute. Ormai il confine fra sanità e sociale diventa un confine molto labile. Se noi pensiamo ad un anziano che ha finito la degenza ospedaliera, però ha presso la propria famiglia una situazione di fragilità sociale, indubbiamente quell'anziano oggi viene tenuto in ospedale qualche giorno in più perché non è nelle condizioni di essere assistito a casa nel modo adeguato. Quel qualche giorno in più costa 500 euro al giorno perché siamo nel Veneto e i costi sono più bassi rispetto alle altre regioni. Allora, se noi calcoliamo qualche giorno in più in ospedale a 500 euro al giorno, ci rendiamo conto di quanto sia importante una struttura territoriale, una struttura intermedia dove quell'anziano vigilato a livello sanitario costa 130, 140, 150 euro al giorno. L'ospedale è stato per tanti anni il luogo in cui ci si sentiva sicuri rispetto a un male che si aveva o si temeva di avere. Questa è una mentalità che va modificata. L'ospedale nel futuro sarà esclusivamente quel luogo dove si va per gli interventi chirurgici e dove è necessaria una degenza ospedaliera. Tutto il resto può essere fatto fuori, dalla diagnostica più complicata ai piccoli interventi chirurgici. Questi sarà possibile farli vicini a casa propria, in strutture che sono comunque strutture sanitarie pubbliche, ma diverse dall'ospedale. Noi oggi abbiamo una serie di ospedali che sono strutture importanti ed efficienti e nessuno pensa di sopprimerli. Però il futuro sono meno ospedali, molto più qualificati, tecnologicamente molto avanzati, ma soprattutto tante strutture territoriali vicine a casa propria, dove si potrà andare di notte se si ha un mal di pancia e non si sa cos'è, dove si potrà andare ogni giorno per i malati cronici ad avere la terapia giusta e a controllare se la terapia che si fa a casa è quella adeguata al male che si ha.